la cosa anche bella è che in quegli anni, cioè, tu andavi in discoteca o andavi in un club e ti immergevi per qualche ora, no? In un ambiente, un'altra dimensione, no? Era un ambiente anche safe, come lo diresti in italiano? Non so, un ambiente sicuro, un ambiente che tutelava quel tipo di esperienza. Anzi, era proprio tutto riguardo all'esperienza, perché non c'era un modo di catturarla o riviverla o rivedere una foto o un video, no? E spesso mi è piaciuto quello che hai detto prima, no? Si arrivava alla fine, non sapevi a che ora finiva in realtà, perché era così unica e così bella che anche se dicevi si finiva a una tot ora, poi c'era sempre quello che sforava e si continuava insieme a vivere quell'esperienza, no? Ci si preparava. La cosa bella che mi è piaciuta che hai detto prima, il fatto anche dell'abbigliamento, no? Cioè, io a parte tutti dei bellissimi pantaloni pink che adoro incredibilmente, right? But that's the thing, yeah, high five. But the thing is, non avevi un modo di dire, ok, sai cosa vado su Instagram and I'm gonna check, you know, what people, cosa vesti. No, ognuno aveva un'espressione unica, no? O perlomeno cercava di renderla unica, e quello che era proprio il collage di quello che era lo scenario nel quale ti immergevi era ogni volta diverso, ogni volta immersivo. Era una celebrazione quasi della diversità, no? E i club erano una sorta di mecca che era proprio l'infrastruttura, l'architettura intorno a quell'esperienza, no? Se tu, che l'hai vissuta poi, perché sei stato uno dei resident DJs più iconici del nord-est, perché hai fatto da resident all'Arena del Mirò, nella quale hai lavorato con artisti più... Cosa ricordi di più di quell'atmosfera, di quell'ambiente unico che i club creavano e del ruolo che avevano al tempo? E se magari così possiamo tessere un parallelismo di quello che invece oggi possiamo portarci dietro da quegli anni, cosa magari bene tenere a mente. Allora, era un ambiente sicuramente libero, un ambiente libero e molto vero, cioè nel senso non c'erano tanti filtri o si andava lì e il comune denominatore era la musica, quindi si entrava, chi arrivava alle 11:30 sapeva che la serata non era ancora partita e c'era l'attesa appunto per, di solito si apriva con la sigla, con l'apertura intorno all'una, alcuni locali anche l'1:30, e il grosso della gente arrivava alle 2:30 di notte. Ma diciamo che c'era proprio una voglia di stare assieme, come dicevi tu, era un ambiente molto colorato, c'era molta diversità, ma non te ne accorgevi, nel senso che era un flusso di persone che erano lì insieme con l'unico scopo di divertirsi. Poi chiaramente posso dirti come esperienza, io dalla console forse l'ho sempre avuto dentro questo spirito così, di guardare anche chi mi stava intorno, e da quello forse è nata anche l'idea del libro, perché mi sono sempre così domandato mentre suonavo, anche se in realtà ero concentrato su quello che era la proposta musicale, nel vedere i volti che avevo davanti, no? E mi piaceva così fantasticare su quello che poteva essere la loro vita durante la settimana di queste migliaia di ragazzi. Tu fai conto che ogni sera arrivavano 2-3 mila persone in sala, quindi tante volte mi domando quanta gente ho fatto ballare, no? In tanti anni. E quindi era veramente un flusso di persone molto eterogeneo, con veramente questa voglia di vivere e di viversi il momento, che giustamente qui mi collego con l'altra domanda che mi hai fatto, cioè rispetto al presente, e lo dico questo nel libro, che per noi una volta condividere, adesso dici condividimi questo in chat, condividimi questo su Instagram, condivido questo su quell'altro social. All'epoca condividere significava veramente vivere un'esperienza insieme, ed era veramente viversi il momento, cioè non c'era nessuno che si inventava lì nel momento, adesso lo chiamano dell'hype, no? Momento massimo di esaltazione collettiva e musicale, di tirar fuori
una macchina fotografica per dire farsi la foto. No, infatti di quell'epoca non esistono tantissime testimonianze nel bene e nel male. Vedo dai volti che meno male che sia andata così perché delle volte poteva essere controproduttivo. Poi ecco, però insomma diciamo che ci si viveva il era momento. anche quello il bello, no? Perché tu potevi immergerti, o comunque perlomeno ancora adesso, fortunatamente, in alcuni clubs, no? Puoi proprio immergerti senza doverti preoccupare di, right? Sì, infatti stanno agendo con delle policy nuove che non prevedono l'utilizzo di smartphone, eccetera, proprio per incentivare questo utilizzo. Tutelare anche l'esperienza di chi... Incentivare, scusami, non utilizzo, incentivare appunto di viversi il momento, no? Perché poi rischi di trovarti davanti un pubblico che magari è più impegnato a star lì con il cellulare in mano che non a ballare, quindi questo anche da parte di chi mette la musica è un po' così triste, diciamo. Questo dico triste perché insomma non vedi l'euforia insomma che traspare da chi sta in pista, ecco. Quindi questo è un po' un parallelismo che si può fare e che è una grande differenza dal momento storico che stiamo vivendo rispetto a quello che abbiamo vissuto insomma negli anni 90. Io invece nel 2025 uso il cellulare. Mentre suoni? Yeah, exactly, no, non mentre suono, ma lo uso col mio notepad, come il mio... Quello è un buon utilizzo.